Io sono un operatore commerciale, opero nel comparto del mobile, quindi vendita e trasporto. Dottor Manca, lei ha fatto alcune considerazioni, io volevo chiederle due cose. Innanzitutto, come ha precisato Massimo, la differenza tra trasporto e logistica, perché credo che ancora la Sardegna sia preeminente il trasporto alla logistica. Mi spiego. I mobili che arrivano in Sardegna, ma io ho operato anche nelle scarpe e nell'abbigliamento, hanno un prezzo che è mediamente superiore ai trasporto del continente del 4-5%. Cioè, un trasportatore trasporta a prezzo finito fino a Civitavecchia e poi per arrivare in Sardegna paghiamo 10% in più. Quindi già un problema che si crea è la differenza tra il sardo, questo per rispondere anche alla dottoressa, l'insularità. Perché noi continuiamo a pagare le merci in Sardegna più alte che in continente? Questo è un problema che volevo porle. Il trasporto poi, ovviamente, parliamo, come diceva Massimo, molto interessante, il rapporto di 302.000 tonnellate di import in Sardegna che sono raggruppate, 68.000 tonnellate di merci raggruppate che escono dalla Sardegna. Ma perché? Perché la Sardegna è fatta di piccolissimi produttori, a differenza di quando si fa l'importo raggruppato, che magari quel prodotto va a finire alla grande distribuzione. Quindi c'è anche lì qualcosa che non quadra, cioè perché ci deve essere continuamente la differenza tra la grande distribuzione che ha un rapporto privilegiato, un prezzo speciale più basso, e un negoziante, un operatore commerciale al dettaglio paga sistematicamente le merci più alte, sempre cittadino di serie A e cittadino di serie B. È chiaro che noi siamo quelli di serie B, anche di C direi. Quindi volevo dire questo, non si possono raggruppare poi certi prodotti. Io ho operato nel settore del mobile, ovviamente il mobile ha dei trasporti sul pianale e viaggiano solo i mobili, non possono essere mischiati a sabbia o a prodotti di plastica o prodotti di altro genere. Quindi è evidente che in qualche modo bisogna studiare la soluzione. Volevo suggerire, parlando anche di grande distribuzione al Carrus che organizza stasera, non sarà il caso di parlare di trasporto civile, urbano, dai nostri paesi che stanno diventando popolati di anziani? Cioè, mi chiedo, a Olzai quasi quasi chiuderà l'ultima edicola del paese, c'è un solo negozio di alimentare. Persone anziane, fra 2 o 3 anni, dove le portiamo a comprare? Ovvero dovremo noleggiare il pullman che porta la mattina i bambini a scuola a Gavoi, finito il turno di Gavoi, quello stesso pullman dovrà portare i consumatori di Olzai, cito Olzai, non me ne voglia Olzai, dovranno portare gli abitanti di Olzai a fare la spesa a Nuoro, a Pratosardo o a Tossilo o a Macomere. Questo è un problema. Volevo rispondere 2 cose a Gianni Mura. Il problema che hanno posto gli operatori la settimana scorsa, hanno posto il problema della logistica, ma hanno posto il problema del packaging, e sarebbe opportuno anche parlarne perché sono 2 cose legate, trasporto e packaging. Noi siamo gli ultimi in Italia per il packaging. E volevo ancora dire questo: quando un turista svedese che arriva in Sardegna non solo non trova il pullman o il treno, ma non trova neanche le indicazioni, cioè non sa neanche, cioè abbiamo pochissimi trasporti e non sappiamo neanche venderli, cioè non sappiamo dove trovarli. Grazie. Bene, sì, la situazione è ordinariamente drammatica dopo l'intervento di Pinuccio. Sono altri interventi, considerazioni?
Sì, ecco una. Sì. Ecco, volevo chiedere a Massimo Mura, quando lui parla di incentivi per questo tipo di attività, insomma, che si deve stimolare, se pensa a incentivi di natura pubblica, e se sì, in quale modalità e quali tipo di criteri dovrebbero essere appunto sostenuti? Io non parlo di incentivi all'operato. Facciamo che ognuno di voi rispondendo, così chiudiamo in maniera ordinata. Sono altri interventi? Raffaele Manca. Mi pare che ci sia l'esigenza di mettere assieme diversi concetti per individuare quale può essere l'ambito di riferimento dal quale fare partire eventuali iniziative. Perché per un verso l'attenzione poggia sui grandi numeri, o si hanno grandi numeri e si può fare in termini di convenienza un'attività di trasporto e di logistica, o si hanno piccoli numeri e allora diciamo in ambito locale, non solo locale strettamente rivolto al margine, ma in termini regionali, è preclusa la via di una organizzazione in grado di competere e quindi di guadagnare. La contraddizione sta tra questo tipo di ragionamento e l'altro che richiamava Gianni dell'ambito territoriale strettamente inteso. Una riduzione del territorio dall'ambito provinciale all'ambito della regione storica può davvero dare una risposta in termini organizzativi efficienti all'esigenza che è stata posta questo pomeriggio? Ed è il primo problema. Io personalmente non lo credo e quindi andrebbe affrontato il discorso dell'abolizione delle province, dell'insufficienza dello strumento Unione dei Comuni e della indeterminatezza della organizzazione consortile, almeno sul piano istituzionale. L'altro elemento nel ragionamento di Massimo Mura, che ipotizzava una potenzialità, tra virgolette, eventuale di Macomer, è relativa alla contraddizione che si pone con una affermazione che faceva Massimiliano. Noi abbiamo bisogno, lui diceva, di una organizzazione, per renderla economica, di una organizzazione verticale, quindi di una testa che sta in cima con la capacità di operare in termini orizzontali sul territorio. Se portiamo il ragionamento a Macomer, la prima grossa difficoltà è quella dell'handicap di una programmazione sciagurata, no? Nelle zone industriali. Oggi per qualificare questo ragionamento avremo bisogno di un investimento in conto capitale notevole per far partire l'iniziativa, perché il discorso delle reti per la situazione esistente è molto debole. È difficile fare una rete tra piccoli e piccolissimi senza un nocciolo centrale in grado di aggregare e di rappresentare una entità economica. Quindi diciamo il problema si pone, e torno dall'incipit che proponevo, torna alla necessità di identificare un ambito territoriale che sia dimensionalmente adeguato a supportare i ragionamenti che sono stati proposti nelle diverse relazioni. Bene, mi pare un argomento che merita un minimo di sviluppo. Altri interventi? Se non ci sono altre richieste di interventi, facciamo un ultimo giro, massimo 7-8 minuti a testa e concludiamo. Sono interventi? Bene.
direi che possiamo stare seduti. A lei non è stata fatta nessuna domanda specifica, si faccia lei la domanda e si dà la risposta, come diceva quello. Allora me la devo fare molto facile. Veda lei. No, non è vero che non c'è stato nessun intervento, perché c'è stato qualche richiamo. Marzullo dice si faccia una domanda e si dia una risposta. È un'altra associazione facile questa, allora. C'è stata la domanda appunto che ha messo l'imprenditore, proprio perché vorrei chiarire che quando si parla di costi di insularità si parla appunto non soltanto del costo di un'impresa di portare fuori le proprie merci, ma dei costi di un'impresa totale, quindi di far arrivare anche prodotti intermedi. Noi stiamo vivendo da 30 anni un processo che si chiama frammentazione della produzione, ovvero è ben difficile, poi probabilmente questa cosa nel futuro avrà un'altra versione di tendenza, però è ben difficile che una merce, che un prodotto venga prodotto interamente dall'inizio alla fine in una località, e quindi le merci vengono quanto più scambiate adesso nello spazio, nel mondo. Quindi chiaramente è importante guardare anche i costi dell'insularità nei termini di quali sono gli incrementi di costi che ho nei miei prodotti intermedi, e probabilmente le importazioni che vengono pagate, l'abbiamo visto anche dal discorso che Massimo faceva presentando costi di import e export differenti, incidenza differente del costo di trasporto su import e export, perché la composizione della produzione esportata e importata è differente. Perché noi abbiamo interesse a parlare di isole in un contesto quanto più globale? Perché una cosa è cercare di capire quali sono gli elementi strutturali all'essere isola, e una cosa è cercare di capire quali sono gli elementi accidentali all'essere Sardegna. Quindi dobbiamo distinguere un po' i discorsi tra essere isola e costi dell'insularità in generale, che sono condizioni di tutti i territori così, e quelle che sono invece le condizioni specifiche della Sardegna. Per quello diventa molto interessante analizzare ad esempio una realtà produttiva, quella della Polimeri Ottana, che è una realtà di impresa che io so benissimo ce ne sono pochissime in Sardegna, perché non c'è nessuna. Noi abbiamo una grandissima difficoltà a attirare imprese estere, perché dicono che venga a fare, il mercato è ridotto, è molto piccolo, io avrei interesse a venire a produrre in Sardegna se ho da vendere molto in Sardegna e poi ho anche la capacità di esportare. Qua abbiamo un'impresa che importa molti dei suoi prodotti, li lavora e li riesporta completamente, quindi è interessante il vostro caso, però è un caso molto molto specifico, perché anche voi dite ad esempio noi il treno non ci servirebbe, però noi sappiamo benissimo che invece per altri tipi di attività, e quindi qua torniamo al problema dimensione, al problema densità, al problema specializzazione produttiva, che cosa produciamo e cosa invece potremo arrivare o speriamo a voler produrre in questo territorio, perché poi in realtà imprese differenti hanno esigenze differenti, e sappiamo che non avere tutte le possibilità, tutte le alternative di trasporto, e quindi tutta la possibile composizione trasporto logistica, significa avere delle alternative in meno, con l'incertezza, con l'imprevedibilità che determina un costo maggiore. Attenzione, io non è che dico logistica costo brutto, io dico ogni attività ha un costo, e noi sappiamo benissimo che ogni servizio, ogni attività ha la sua controparte di costo, e noi dobbiamo cercare di capire quali sono le componenti che possono essere manovrate dalla politica economica a livello regionale, dalla politica economica a livello nazionale, ma soprattutto dobbiamo cercare di capire quali sono quei costi che infatti qua ritornava in questa assemblea, che possono essere accorpati, nel senso fare rete significa superare la piccola dimensione. Cioè esiste ad esempio, quando io sento parlare, quando vi ho fatto vedere ad esempio quel grafico che metteva in relazione i costi di trasporto con tutta una serie di elementi, avevamo la distanza da una parte e avevamo l'indice di performance della logistica allegato però all'interconnettività dei sistemi economici, quindi trasporti con logistica assieme, questa è una, perché la distanza, se ci pensiamo, intuitivamente è fissa, ma non lo è.
Perché se noi come Sardegna, tramite un portocanale, un'infrastruttura che sappiamo essere il portocanale, siamo connessi bene con la Cina, direttamente con la Cina, ecco, la distanza tra Sardegna e Cina diventa di colpo inferiore tra quella Milano-Cina, solamente perché noi abbiamo un'infrastruttura. Quindi il concetto di distanza cambia nel tempo e cambia in ragione di tutte queste altre variabili che stiamo considerando qua essere Se posso intervenire importanti. proprio un secondo. No, prego. Portare un container dal porto canale di Cagliari alla Cina costa meno che portare un container in Svizzera. Esattamente. Quindi quello che stai dicendo è che il concetto di distanza è una cosa che cambia, che tutte invece le variabili che noi stiamo considerando sono tutte un po' legate tra di loro, non c'è niente di immutabile nel tempo ed è per quello che è importante cercare di capire quali sono le variabili nelle quali deve agire il decisore di politica economica, quali sono le variabili nelle quali invece devono agire gli operatori economici, coloro che operano nel territorio, perché è vero che la Sardegna deve competere con i grandi, tra virgolette, nel territorio europeo o nel territorio anche nazionale, però that's the market, non è che possiamo ovviare tanta, dobbiamo cercare di capire come far sì che la logistica sarda vada al di là di quello che è il mercato insulare, di quello che è il mercato locale, e abbiamo anche già delle infrastrutture che ci fanno pensare che quella dimensione può essere superata.